La Fenice Venezia Mestre mantiene matematicamente la Serie A2 a seguito del ritiro del Bubi Merano. La società altoatesina ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo viste le 12 partite da giocare in appena un mese, dal 23 marzo al 24 aprile. Di conseguenza il Bubi diventa la retrocessa del girone A, comprato da Aosta, che forse si giocheranno il play-out. Forse perché gli attuali 10 punti di distacco fra le due squadre significherebbero retrocessione automatica per i toscani, che non sono nel limite degli 8. Ci sono ancora però 2 giornate, fra cui uno scontro diretto proprio fra Prato ed Aosta. Tornando alla Fenice, la salvezza raggiunta è totalmente meritata per una squadra che è saputa districare ottimamente fra infortuni, giovane età e purtroppo, come tutti del resto, coronavirus. Prestazioni di livello si sono alternate ad uscite dove la maggiore esperienza degli avversari ha preso il sopravvento, un'altra stagione quindi in A2, ed è questo il premio per una società che ha dimostrato che lavoro e lungimiranza sono alla base di qualsiasi successo. Adesso però c'è il derby con il Città di Mestre da affrontare per dimostrare ancora una volta ai cugini qual è la squadra regina di Venezia e Mestre. All'andata finì 3-3, ma un girone dopo sono di certo cambiati consapevolezza e stato di forma. Sarà un derby tutto da vivere. Domenica mattina poi l'Under 19 ospiterà alle ore 11 l'Antenore Padova per confermare il primato del girone.